E siamo in chiusura di trasmissione, una puntata che abbiamo aperto parlando del varo della riforma sanitaria e dell'impegno da ieri in commissione, in Consiglio regionale, per quel che riguarda il via libera alla finanziaria 2025. Adesso ci occupiamo dell'ultimo report della CNA. Siamo nell'ufficio regionale con il segretario Porcu, numeri che non possono che essere definiti preoccupanti. C'è un crollo da voi verificato e pubblicato che riguarda il 48% negli ultimi 12 mesi. Sì, 2024 segnaliamo una contrazione che da un punto di vista del volume dei lavori appaltati è in quella percentuale. C'è un lieve incremento in termini numerici del 2%, però il dato significativo è quello che lei ricordava. Sono stati mandati in gara quasi 1,3 miliardi, ma il 2023 i lavori appaltati erano nell'ordine di 2,4 miliardi. C'è da dire anche, e lo riportiamo nel nostro report, che il crollo è tutto da addebitare alle condizioni davvero di eccezionalità che l'anno scorso hanno portato a quel risultato. Nel 2023 contribuirono davvero tutte le stazioni appaltanti impegnate a non disperdere le risorse del PNRR. Quindi nel 2024 il mercato torna a una condizione, chiamiamola fisiologica, di normalità, e ci attestiamo su valori che sono appena più alti di quelli pre-pandemici del 2018-2019. Aumentano i piccoli lavori, quelli al di sotto dei 150.000 euro, e a questo punto sono anche quelli che interessano le aziende più piccole. Sì, diciamo che segnaliamo anche questo dato. Nel corso del 2022 e del 2023 c'era stata un'accentuazione della polarizzazione che aveva visto una concentrazione delle maxi gare. Nel 2024 non abbiamo neppure una gara che supera i 100 milioni di euro. Dobbiamo segnalare che nella fascia al di sotto del milione di euro c'è una crescita, diciamo, significativa. Questa tipologia di lavori nel 2024 rappresenta il 13-14% della fetta totale, nel 2023 era appena il 6%. Quindi una condizione di mercato dove c'è un equilibrio diverso sui piccoli lavori, anche se da un punto di vista complessivo questo è un dato che riflette soprattutto la decurtazione del mercato, non tanto l'incremento dei lavori di piccola entità che rimangono oggettivamente, diciamo, gli stessi. Ecco, voi siete stati molto dettagliati nel racconto di quanto è successo. Vediamo che tra luglio e dicembre del 2022 c'è una super gara di Infratel per la realizzazione di nuove infrastrutture di telecomunicazioni che è di 356 milioni. Si segnala anche il bando di gara dell'Arst per il collegamento ferroviario dal centro di Alghero a Sassari e all'aeroporto. Sì, quando ovviamente si verificano annate eccezionali con un volume dei lavori così alto come è stato quello nel 2023, il dato ovviamente è legato al fatto, all'eccezionalità di queste maxi gare che di fatto sono venute a mancare nel 2024. Il resto della tipologia dei lavori si è mossa su un ordine che è quello con un trend che ovviamente ha avuto un suo picchio nel 2023 grazie ai lavori del PNRR. Siamo entrati in una dinamica del mercato che è tutto sommato fisiologica e ordinaria. Ovviamente parliamo di appalti, di lavori, di gara, ma questi lavori dovranno essere tutti realizzati, sono in corso d'opera, quindi ci attendiamo comunque per i prossimi anni un volume di lavori che rimane comunque significativamente elevato e tale ovviamente da fornire un certo livello, diciamo, di attività.
Da un punto di vista ovviamente della prospettiva poi non mancano le preoccupazioni, ma queste vengono ovviamente da elementi di natura diversa. Ecco. Avete anche classifica di chi promuove gli appalti, primo posto assoluto dei comuni sardi, poi le province, le aziende speciali e le regioni. I comuni sono in assoluto ovviamente i soggetti appaltanti che più contribuiscono, soprattutto da un punto di vista numerico, e quelli che ovviamente mandano in gara gli appalti che sono più a misura del sistema produttivo isolano e delle piccole imprese. Poi ovviamente le maxi gare abbiamo le amministrazioni centrali, l'ANAS e le ferrovie sono i soggetti che mandano in gara gli importi più elevati. La spesa dei comuni tradizionalmente è quella che più si confà alla dimensione delle imprese sarde. Da ieri si ritorna al lavoro sulla finanziaria. Siamo al terzo mese di esercizio provvisorio. Fino a che punto vi sta preoccupando questo ritardo? Molto. Ci preoccupa tantissimo è il fatto che la finanziaria, quindi la legge di stabilità, ancora una volta venga esaminata e poi approvata con questo ritardo è davvero una iattura per il sistema economico e quindi, ma non solo per il sistema delle imprese, ma anche ovviamente per i cittadini. Questo è un dato purtroppo sottovalutato, ma sta diventando, come dire, fisiologico. Siamo di fronte a una patologia del sistema. I ritardi di approvazione di questa manovra si susseguono e vengono dopo i 4 anni precedenti dove le manovre finanziarie analogamente sono state approvate sempre in corso d'anno. Questo soprattutto per una regione come la nostra che ha visto nel corso di questi anni produrre avanzi di amministrazione e di cassa miliardari significa approvare la manovra ad aprile, significa che noi facciamo arrivare col contagocce le risorse che pure abbiamo nel cassetto alle imprese e ai cittadini e questo non è tollerabile. E, tra l'altro noi è un tema che rilanceremo anche nel corso dell'audizione e lo facciamo anche insieme per esempio alla Corte dei Conti che tutti gli anni segnala che questo andazzo ovviamente toglie senso alle politiche di programmazione e i bilanci che vengono di fatto approvati così in ritardo con tutte le manovre di assestamento che si susseguono ovviamente sono un elemento di disordine contabile e che ovviamente non è in grado di assicurare nessuna efficacia alla spesa pubblica. Conoscete già qual è il calendario del vostro incontro in commissione? No, non lo conosciamo, credo che ci verrà proposto in queste ore. Conosciamo alcuni elementi di anticipazione perché è stata resa pubblica nel sito della Regione e possiamo dire che siamo preoccupati in quanto su alcuni asset la dotazione per esempio di alcune poste che riguardano il comparto dell'artigianato non sono adeguate. Il riferimento è alla legge 949 che è lo strumento principe di sostegno agli investimenti del comparto artigiano. Ricordiamo al telespettatore qual è il tema della 949. Beh, è una legge che consente di sostenere gli investimenti delle imprese, lo fa con una intensità di aiuto, il conto capitale nell'ordine del 40% e quindi sostiene tutti gli investimenti che riguardano i macchinari, gli immobili e quant'altro. E nel corso di questi anni le dotazioni non erano quelle che ci ritroviamo, questo oggettivamente bisogna dirlo, ci auguriamo che rispetto alle promesse che sono state fatte in corso d'anno ci sia un'integrazione della dotazione così da consentire alle imprese di mantenere alto il volume degli investimenti e questo significa non deprimere ovviamente l'economia perché rimangono eccezionalmente elevati i tassi, quindi sia per quanto riguarda ovviamente gli investimenti sia per quanto riguarda la possibilità di richiedere sostegno al circolante. Non a caso noi presenteremo
anche in questa manovra alcune proposte che mirano a creare delle condizioni che consentano ovviamente di far affluire le risorse soprattutto alle piccole imprese. Una è l'istituzione di un fondo rotativo di piccolo credito, e questo consentirebbe appunto la liquidità aziendale di poter ovviamente gestire l'attività imprenditoriale. L'altro è la creazione dell'istituzione di una filiale che riguarda il Medio Credito Centrale, la sezione regionale. Noi sappiamo che dal 2025 è ridotto l'intervento dello Stato, la garanzia che lo Stato forniva fino all'80%, che nel corso del periodo pandemico ha consentito alle imprese di ottenere accesso al credito, è ridotta al 50%, con un investimento pubblico nell'ordine di 2,5 milioni di euro la Regione potrebbe aggiungere, quindi accompagnare un 30% e riportare all'80% e anche al 90% in alcuni casi la garanzia pubblica. Questo consentirebbe ovviamente alle banche di poter fornire credito sufficiente. E poi rimangono gli altri elementi di difficoltà, che sono quelli che lei richiamava, il costo comunque dei materiali e ovviamente le criticità rappresentate dalla carenza di manodopera. Questo è il quadro, diciamo, generale, che poi ovviamente, se è andato da un punto di vista delle preoccupazioni che noi abbiamo, è andato amplificandosi con l'insediamento del Presidente degli Stati Uniti, che con le sue enunciazioni nel corso di queste ultime settimane ha di fatto terremotato il sistema delle relazioni internazionali e quindi ha peraltro aperto una guerra commerciale i cui esiti sono del tutto aperti. Ci auguriamo che ovviamente non si dia corso a quelli che sono gli enunciati, perché ovviamente ci ritroveremo in una situazione davvero molto preoccupante. Oltre a questo, poi, da un punto di vista dell'economia, la preoccupazione è legata anche ai processi che sono in corso. Sempre Trump ha fatto venir meno l'ombrello in termini di sicurezza rappresentato dalla NATO, e questi processi di riarmo che sono in corso e di cui si parla, bisogna vedere gli effetti che avranno sull'economia e di che entità saranno gli investimenti che verranno meno decurtati ai settori economici. Lo vedremo ovviamente in queste settimane, ma lo scenario è davvero preoccupante. E siamo alla volata finale. Porcu, cerchiamo di fare, prima che partano i titoli di coda, una valutazione dei primi 12 mesi di lavoro dell'esecutivo Todde. Ma diciamo che questo primo anno ci sono stati tutta una serie di elementi che possono essere visti come dire attenuanti rispetto all'azione del governo. È passato un anno, abbiamo già detto, sulla finanziaria. È vero che c'è stata la necessità di avviare a fine anno una manovra di assestamento, però è passato un anno, ormai anche da un punto di vista temporale sono caduti tutti gli elementi di scusante, quindi noi ci auguriamo che davvero ci sia un cambio di passo con l'approvazione di questa finanziaria e che ovviamente si dia corso a tutti quegli elementi che sono stati posti in campagna elettorale, tutti gli strumenti che sono stati indicati nei vari processi, diciamo, legislativi, nel piano regionale di sviluppo e ancora ovviamente nelle intenzioni che sia la Presidente della Regione che l'assessore alla programmazione dell'artigianato hanno detto di voler mettere in campo. Per quanto riguarda il comparto dell'artigianato ci sono interventi significativi di tutela, di valorizzazione dei comparti, della piccola impresa, interventi sulla formazione, sulla qualificazione del capitale umano, l'istituzione dell'isola, appunto la tutela dell'artigianato artistico e poi ci aspettiamo che già nel corso di questa manovra finanziaria si dia risposte a quel problema critico che riguarda l'energia e il caro bolletta, con la proposta che noi abbiamo fatto appunto della promozione dell'autoproduzione, dell'autoconsumo con il sostegno alle imprese che vanno a ubicare sui capannoni impianti fotovoltaici e quindi delle rinnovabili. Sotto questo profilo
state aspettando che venga concretizzato questo tipo di discorso? Perché si è parlato di riforma sanitaria, di finanziaria, ed è stato accantonato, messo da parte questo discorso. Conclusione: la prossima settimana la Consulta decide sulla decadenza del Presidente della Regione. Siete preoccupati? In questa fase sì, è evidente, noi non abbiamo bisogno di terremotare il sistema rispetto ovviamente alle necessità che abbiamo, di dar corso, oltre all'approvazione della finanziaria, anche alla spesa delle risorse. Quindi ci auguriamo di poter avere nei prossimi mesi un quadro da un punto di vista politico di stabilità che consenta di utilizzare le risorse ingenti che abbiamo diversamente per il nostro sistema economico, con gli elementi che abbiamo richiamato di incertezza del quadro geopolitico. Sarebbe davvero una iattura.